Benvenuti, oggi è mercoledì 26 luglio 2023. Il sole sorge alle 5.58 e tramonta alle 20.14. La luna sorge alle 3.30 e cala alle 19.04. Oggi si celebrano i santi Gioacchino e Anna, genitori della Vergine Maria. Il nome Gioacchino ha origine ebraica e significa Dio rende forti. Il suo numero fortunato è il 3, il colore il bianco, la pietra il diamante e il metallo l'argento. Anche il nome Anna ha origine ebraica e significa grazia. Il suo numero fortunato è il 7, il colore il blu, la pietra lo zaffiro e il metallo l'oro. Avete presente quelle ananas tagliate a metà che si vedono ogni anno in spiaggia con dentro i cocktail? Che aria caraibica che emanano! Ma se non potete permettervi una fuga ai Caraibi e vi ritrovate con un ananas tra le mani, vi propongo una deliziosa ricetta da provare. L'ananas è ricco di vitamine e sali minerali ed è un frutto estremamente rinfrescante. Ma avete mai pensato di cucinarlo sulla piastra, condito con zucchero di canna e cannella? Un'alternativa gustosa è sostituire lo zucchero con il miele, creando un dolce semplice ma sfizioso, da gustare caldo o dopo che si è raffreddato. Che ne dite di trasformare l'ananas in una prelibatezza da sorseggiare o assaporare? Prendete nota della ricetta perché ve ne innamorerete! Sono 59 le candeline per l'attrice americana Sandra Bullock. Ha recitato in oltre 40 film, tra cui Crash, Speed e The Blind Side, con cui ha vinto l'Oscar come miglior attrice nel 2010. Festeggia 80 anni il baronetto Sir Michael Philip, Mick Jagger, leggenda del rock mondiale. Fondatore e frontman dei Rolling Stones, con la sua band tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70 ha sfornato brani che diventeranno mitici come Satisfaction e Jumpin' Jack Flash. Infine, oggi compie 64 anni l'attore americano Kevin Spacey. Nel 1995 entra nel mito del cinema grazie all'interpretazione dello storpio Kaiser Soze ne I soliti sospetti, film per cui riceve l'Oscar come miglior attore non protagonista. Un'altra statuetta la riceve nel 2000 come miglior attore protagonista per la pellicola American Beauty, in cui incarna il disincanto della middle class americana. Il 26 luglio del 1973 esce nelle sale il film I tre dell'Operazione Drago del regista Robert Clouse, prima pellicola sulle arti marziali cinesi prodotta da una grande casa di Hollywood, la Warner Bros. Fa entrare nel mito Bruce Lee, morto 6 giorni prima in circostanze misteriose. A proposito di arti marziali, dovete sapere che queste discipline risalgono a circa 5.000 anni fa. Sono state praticate per la prima volta in Mesopotamia, fino ad arrivare in Medio Oriente e successivamente in India. Secondo la tradizione, 1500 anni fa nel monastero di Shaolin-Si, un monaco buddista indiano ha dato i primi insegnamenti ai religiosi, in modo da poter permettere loro di difendersi dagli attacchi dei banditi. State cercando risposte dall'universo? Allora non potete perdervi l'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12, Luna in Scorpione passionalissima e caldissima, ma anche con un bel trigono a Saturno e un sestile a Mercurio, anche furbetta e anche con degli obiettivi molto pratici. Vediamo cosa porta i 12. All'Ariete sicuramente questa Luna porta ambizione, magari ambire un bel progetto vacanziero per il fine settimana, ma anche, perché no, investire i propri soldi in una maniera produttiva e intelligente. Toro, la giornata oggi a proposito di pastoie legali e patrimoniali può darvi un po' di scoramento. La luna è in opposizione, quindi alcuni di voi saranno colti da un certo panico per la quantità e la mole immensa di cose da fare. Non scoraggiatevi, cari Toro, cercate invece di vedere in prospettiva anche un aiuto procedurale che potete sempre chiedere a qualcuno intorno a voi. La luna oggi parla di amore un po' distante. Cercate di richiamare anche il partner all'attenzione del vostro momento. Gemelli, giornata particolarmente dinamica oggi. Marte vi rende un po' nervosi e quel Mercurio però vi addolcisce sempre in amore. È un periodo fortunato per le relazioni, ma anche per degli incontri importanti che in maniera diplomatica potrebbero segnare delle svolte interessantissime al lavoro. Sfruttate bene le vostre conoscenze. Cancro, giornata interessantissima
benissima, visto che oggi state vivendo dei momenti di piena e grande soddisfazione. Meritatissimi, siete inarrestabili, un Marte assolutamente dalla vostra. Saturno, anch'esso che vi sostiene con il trigono, quale idea ambiziosa vi state facendo venire? Oggi forse partorirete una idea geniale che ha a che fare con l'immobiliare. Leone. Giornata carichissima di energie e di suggestioni, anche se siete oggetto di alcune particolari attenzioni da parte di qualcuno di nuovo, un beautiful stranger forse, o qualcuno che in un ambiente solito di lavoro magari non avevate mai notato e che invece oggi sembra assumere una luce un po' diversa e siete curiosi di scoprire qual è. Vergine. Le tensioni di Marte ancora imperversano, ma voi non vi date per vinti, anche perché le piogge planetarie altri vi sostengono, soprattutto la Luna oggi, che potrebbe farvi avere l'intuizione giusta e magari un personaggio femminile a cui ricorrere, che potrebbe essere la chiave di volta per risolvere un problema diplomatico. Bilancia, la Luna oggi si è spostata nel vostro secondo campo, campo della vista, campo degli oggetti materiali. Oggi riceverete dei soldi o parlerete di soldi ed amministrazione. Sicuramente saranno grandi le soddisfazioni perché vi sentite oramai al sicuro in una botte di ferro e con uno stato di cose concrete. Un po' di noia nelle relazioni invece sociali e passionali. Scorpione, Luna oggi intrigantissima nei vostri gradi, ma non parla solo di sentimento, perché il trigono a Saturno e il sestile a Mercurio la rendono furba, concreta, pratica e ambiziosa. Date allora il meglio di voi al lavoro e soprattutto siate creativi con un progetto che ancora una volta vi vede come i progettisti più intriganti e tutto lo zodiaco. Sagittario, giornata intensissima oggi, visto che le emozioni prenderanno totalmente campo nella vostra 12ª casa, cominciano le morbidezze, le accoglienze e anche i ricordi di un qualcosa di lontano che credevate di avere perso. Capricorno, Luna oggi molto favorevole e molto relativa all'amore e ai sentimenti, a cui vi siete totalmente lasciati andare, disarmandovi, consegnandovi le armi. E quando un Capricorno fa così, è innamorato cotto. Siate sereni, vivetevi questo momento di ripresa e di rinascita. Bando ai dubbi, le soluzioni arrivano la settimana prossima. Acquario, giornata oggi con un po' di tensione nervosa, quella Luna in Scorpione proprio non vi va giù, vi sentite disturbati dalle protervie altrui, come se gravassero su di voi delle aspettative che proprio non volete. Se non vi piace l'atteggiamento di alcune persone, semplicemente defilatevi, non reagite nervosamente, anche perché col Sole in opposizione e con questo caldo, proprio non c'è la voglia né la forza. Pesci. Un bellissimo trigono della Luna inaugura una giornata all'insegna della piacevolezza affettiva. Oggi un bell'incontro, un bel recupero anche nel lavoro e nei sentimenti. Partito con 1134 passeggeri 9 giorni prima dal porto di Genova e diretto a New York. Il 26 luglio del 1956 il transatlantico Andrea Doria si trova ad affrontare un fitto banco di nebbia. A poca distanza, in direzione opposta, viaggia il rompighiaccio svedese Stockholm. Nonostante l'avvistamento sul radar e le comunicazioni tra i due equipaggi, alle 23:20 avviene un tremendo impatto che provoca uno squarcio sulla fiancata dell'Andrea Doria. L'SOS viene raccolto da un transatlantico francese che porta in salvo quasi tutte le persone a bordo dell'equipaggio, poco prima che la nave italiana affondi completamente. 46 le vittime accertate tra i passeggeri, più 5 uomini della Stockholm. Sono i numeri di uno dei più gravi disastri marittimi della storia. È tempo di decidere dove andare in vacanza. Alcuni come me preferiscono rilassarsi sulla spiaggia, godendosi il mare e il sole, mentre altri hanno voglia di esplorare le città. Dopo una lunga discussione, finalmente siamo tutti d'accordo sulla meta da scegliere. Ecco un proverbio inglese che ci viene in aiuto: to be on the same page, che in italiano potremmo tradurre con essere sulla stessa lunghezza d'onda. Questo significa che condividiamo lo stesso punto di vista su una questione. Adesso non resta che preparare la valigia. Siete appena tornati da una vacanza al mare, ma vi siete resi conto di aver perso una delle nostre puntate? Non temete, fate un salto su Sicilia Play, il nostro canale YouTube, dove potete recuperare tutte le puntate che vi siete persi.
La vita di Lucia Hannah Joyce è avvolta da misteri e zone d'ombra, in parte a causa della distruzione dei documenti che la riguardano da parte del nipote Steven. Si conosce il suo stretto legame con il famoso padre, James Joyce, e la sua brillante intelligenza che avrebbe influenzato l'opera di Finnegan's Wake. Tuttavia i rapporti con la madre sono stati conflittuali. Lucia si è distinta nel campo della danza, ottenendo un notevole successo internazionale, ma presto i suoi problemi mentali si sono aggravati, portando a ricoveri ospedalieri e a una serie di terapie senza una diagnosi definitiva. Non hanno aiutato le delusioni amorose, tra queste il rifiuto di Samuel Beckett e l'abbandono della sua famiglia. Lucia ha vissuto anni di solitudine e oblio in un manicomio, fino alla sua morte nel 1982. La sua vita è stata segnata dall'influenza e dal genio del padre, ma anche dalla sofferenza e dalla tragica fine. Ci salutiamo con la frase del giorno. A volte sono proprio le persone matte che risultano non essere così pazze. È giunto il momento di salutarci, però non preoccupatevi perché ci rivediamo domani sempre qui. Un bacio dalla vostra Naomi.